Eccoci, buonasera, buonasera a voi tutti, gentili signori, bentrovati, che bello, devo dire che da qui il colpo d'occhio è davvero entusiasmante, utilizziamo proprio questo aggettivo perché in questa meravigliosa cornice che ci accoglie di Palazzo Crepadona, il cuore pulsante della cultura del nostro territorio, del nostro capoluogo di Belluno, trovarsi di fronte ad una platea così numerosa è davvero una grande soddisfazione e questo va naturalmente a premiare il lavoro di tanti mesi dei volontari che si sono adoperati per questa iniziativa. Quindi cominciamo perché è una festa, è una serata di gioia e quindi cominciamo con un bel applauso. Un applauso per tutti voi. Dicevamo quindi benvenuti a quella che è una serata speciale, una serata di emozioni, di ricordi, nell'omaggio, nel ricordo speciale di Monsignor Sergio Manfroi, un uomo che si è dedicato tanto alla comunità bellunese, a quel territorio che lui amava, che ha contribuito a far crescere, ma allo stesso tempo anche un omaggio a quella realtà, il coro polifonico CTG di Belluno che lui ha fondato, che ha così tanto amato, perché questo è stato, e che proprio in questo 2025 festeggia i suoi primi 60 anni di attività. Quindi vorremmo fare un viaggio nel tempo. Don Sergio, Monsignor Manfroi è lì che ci ascolta, sicuramente sarà felice anche lui di rivedere così tanti suoi amici, persone, conoscenti, ex coristi che con lui insomma hanno vissuto questa bella avventura che continua così da 60 anni. Io saluto e ringrazio anche tutte le autorità presenti, i rappresentanti delle istituzioni che hanno voluto condividere con noi questa giornata. Un saluto, un augurio per un buon lavoro è arrivato anche dal governatore del Veneto Luca Zaia, che ha inteso appunto omaggiare l'attività del coro nel ricordo di questa figura e naturalmente anche le tante persone che sono qui per condividere questo momento. Una serata intensa, ci saranno vari dialoghi. Io mi fermo subito perché vorrei invitare qui con me il presidente dell'attuale coro CTG di Belluno, Alessandro Cesca, che invito a raggiungerci per cominciare ufficialmente questa serata. Ben trovato, Presidente. Grazie, sono contentissimo di avere tutte queste persone qua che sono venute per questo nostro evento. Ringrazio, come hai detto tu, tutti quelli che hanno lavorato questi 2 mesi per preparare al meglio questa ora e mezza di spettacolo, direi io, e personalmente finalmente posso anch'io forse conoscere Don Sergio e essere magari più preparato nelle prossime interviste quando mi chiedono di parlare di lui, perché fino ad oggi ho inventato abbastanza, quindi magari adesso sarò più bravo, ecco. Un uomo che, come dice anche il titolo, vediamo, l'uomo, il sacerdote, il musicista, il didatta, quindi sicuramente una figura poliedrica che è stato d'esempio per tante persone, che ha dato tanti insegnamenti, questo è certo, e che voi avete voluto ricordare anche attraverso una biografia che vediamo i nostri ospiti questa sera in sala hanno, giusto? Sì, abbiamo preparato una lunga biografia dove dentro ci sono anche degli aneddoti, dei ricordi, testimonianze di alcuni coristi che hanno voluto omaggiare a modo loro questo ricordo. Ecco. E poi tra l'altro io vi invito ad andare anche verso il finale perché c'è una parte davvero gustosa, possiamo dire così, che riguarda il glossario, vero? C'era un glossario particolare che lui utilizzava. Sì, il glossario che lui ha preparato, che hanno preparato i ragazzi, io francamente non l'ho letto, quindi... Beh, ecco, diciamo così, ci sono tanti elementi, tante particolarità, diciamo così, di usi, di modi di dire che aveva lui, no? Quando bisognava dare l'attacco al suo funerale, cosa avrebbe voluto, insomma, canzoni a cui era più affezionato. Ma poi avremo modo... Ho detto prima che io recito tanto. Ecco, bravo. Poi avremo modo naturalmente di approfondire anche questo. Ti ringrazio, Presidente, ti lascio accomodare perché diamo la parola e invito a raggiungermi qui l'assessore alla cultura del Comune di Belluno, Raffaele Adamiano. Buonasera, Assessore.
Buonasera, benvenute e benvenuti a tutti. Sono davvero felice, portando naturalmente i saluti del signor Sindaco di Belluno e dell'intera amministrazione comunale, di vedere questo splendido palazzo restituito alla cittadinanza e alla cultura così gremito, segnale tangibile del fatto che la figura così importante, così rilevante per la nostra città, per la nostra storia culturale e non solo culturale di Don Sergio Manfroi, dà appunto il peso e il giusto significato a questa occasione così rilevante. Qual è il senso della mia presenza, non tanto come Raffaele Damiano, ma come rappresentante delle istituzioni e anche come cittadino che ha avuto la fortuna di conoscere Don Sergio Manfroi, sia pure troppo poco? È quello della gratitudine, perché noi dobbiamo dire semplicemente grazie con la G maiuscola a questo uomo che ha dato tanto alla comunità bellunese, ha dato tanto alla musica e ha dato tanto più in generale alla cultura, ma anche da parte mia, da parte nostra, il dovere del ricordo, perché ci sono figure di figli illustri della città, della provincia di Belluno, della nostra amata terra, che non possono assolutamente essere dimenticate. E come ho detto a Sua Eccellenza il Vescovo Emerito, chiedendo subito preventivamente l'indulgenza plenaria, mi permetto di citare un passo che mi ha molto colpito dell'omelia funebre che lui tenne il 30 aprile del 2013 proprio in occasione della cerimonia di commiato di Don Sergio Manfroi. Sono parole illuminate e illuminanti che danno la misura dello spessore dell'uomo, del musicista, del didatta e del sacerdote. Un uomo, tra parentesi, come ho avuto modo di sentire da coloro i quali mi hanno invitato qui e che ringrazio e saluto naturalmente tutti voi, un uomo buono, che si è fatto volere bene da tutti. E queste parole mi permetto di girarle di nuovo a voi, tanto sappiate che appunto ho l'indulgenza plenaria. Don Sergio Manfroi ha fatto scoprire la polifonia a Belluno, o meglio, ha fatto nascere il gusto di cantarla e viverla con passione, tenacia, oltre che competenza, preparazione e sensibilità. Quindi tutti noi dobbiamo essere grati a questo grande uomo che è stato tante cose assieme. E poi, visto che questa è una delle occasioni più particolari, più speciali, permettetemi di augurare buon compleanno al coro CTG che onora la città di Belluno da 60 anni a questa parte. Naturalmente l'invito è di rivederci tutti quanti qui fra 60 anni esatti, me l'ha promesso il direttore e il presidente. Ma c'è un'ultima considerazione che voglio fortemente fare senza retorica e senza enfasi. Qual è la vera importanza di far parte di un coro? Qui vedo anche degli amici di altri cori. Perché il coro crea quel miracolo che dall'io si diventa noi. Ecco, in una città come quella contemporanea, in cui c'è un esasperato individualismo, il coro che fa socialità, che fa comunione di intenti e di spirito, credo che sia un elemento fondante di una nuova, migliore società. Quindi grazie a tutti voi, buon compleanno e appuntamento naturalmente fra 60 anni. Grazie all'assessore Raffaele Damiano, una giornata appunto di compleanni, noi un saluto lo rivolgiamo anche al nostro sindaco Oscar De Pellegrin, quest'oggi appunto per impegni istituzionali non può essere con noi, ma tra l'altro è anche il suo compleanno, quindi insomma una giornata un pochettino anche più rilassata giustamente ci vuole. Dicevamo il senso della coralità, questo è il primo invito che Raffaele Damiano, l'assessore alla cultura, ci ha rivolto, ci ha lanciato anche per riflettere su cosa significa oggi coralità nei vari campi della nostra vita. Il coro CTG sicuramente è un esempio prezioso da cui possiamo apprendere, anche perché ci sono varie figure di età differenti, di estrazioni, di varie professionalità e storie che si incontrano proprio per fare sinergia. Sinergia, condivisione, queste le parole che forse anche riecheggiavano nella voce, negli intenti comunque di Monsignor Manfroi. E una persona che l'ha avuto a cuore, è stato suo allievo e in molte occasioni ha avuto modo di apprezzarne la personalità e l'intraprendenza, è appunto il nostro Vescovo Emerito che ci onora della sua presenza quest'oggi, Monsignor Giuseppe Andric. La invito a venire qui vicino a me, Monsignore.
Buonasera a tutti. Buonasera. Sono molto onorato di essere qui e di parlare a tante persone. Credo che tantissimi di voi hanno goduto della presenza impareggiabile di Monsignor Sergio Manfroi. Ringrazio anche l'assessore che ha voluto già citarmi per quelle parole che ho detto, ma ringrazio proprio tutti. Credo che la nostra interiorità dalla riconoscenza anche verso il coro CTG e con questa sala meravigliosamente addobbata e che ci riceve con tanto onore sia veramente un atto di riconoscenza di Belluno tutta, di tutti coloro che molti sono ormai passati con Don Sergio all'altra riva, e anche a nome di questi io voglio ringraziare per quello che è stato il coro, per quello che siete voi, per quello che voi riceverete da questo nostro incontro. Grazie. Grazie Monsignor Andric. Prego. Ci riaccomodiamo e adesso ci facciamo guidare anche dalle immagini per così rivedere, ricordare assieme la figura di Don Sergio. Come avete potuto leggere dalla biografia, tanti sono le cose, tante sono le attività che lui ha svolto, gli incarichi che ha portato avanti nel corso degli anni. Pensiamo solo per esempio all'insegnamento di religione in vari istituti superiori della provincia, poi naturalmente il ricordo dell'Istituto Magistrale Renier, ma poi anche gli incarichi all'interno della nostra diocesi, come quello di direttore dell'ufficio catechistico diocesano, direttore dell'ufficio scuola, assistente dell'Associazione Italiana Maestri Cattolici provinciale, componente della commissione artistica dell'ASAC e poi tanti altri naturalmente, oltre ovviamente anche all'attività di parroco in diverse parrocchie. Saluto in particolar modo anche i sindaci dei territori dell'Alpago, dove Monsignor Manfroi insomma è stato e si è preso cura appunto delle anime di quel territorio, ma non solo. Rivedremo quindi, grazie alle immagini, a un video che è stato realizzato appositamente per questa occasione, alcuni dei suoi momenti di questa sua vita, e quindi io pregherei Damiano di proiettarci il video dedicato a Monsignor Manfroi.
E facciamo un applauso anche a Laura Ferlini, appunto. Dov'è Laura? Si alzi Laura, eccola! Laura Ferlini che ha realizzato questo video. Ma poi un saluto, un doveroso ringraziamento appunto anche alle persone che hanno realizzato la biografia, che poi naturalmente potrete portare a casa e leggere con calma, così per mantenere appunto anche il piacevole ricordo di questa serata. Quindi io invito un attimo ad alzarsi se hanno voglia. Fulvio De Bon, Laura l'abbiamo vista, Francesca Ientile per quanto riguarda le ricerche e la documentazione. Ecco Francesca. Il coordinamento e la logistica del convegno Paola Masetti, Severino Paniz, dove sono? Eccoli, Cristina Pierotti e Damiano Savi, eccoci. Tutti amici appunto di questa realtà, una bella grande famiglia, insomma il Presidente ha una bella responsabilità a coordinare tutto questo bel gruppo, ma naturalmente un grandissimo applauso, poi lo sentiremo in chiusura di questa nostra serata, perché il coro naturalmente questo è un appuntamento, ma si guarda avanti, si guarda alle prossime iniziative, alle attività che sono davvero sempre tante, quindi lo sentiremo per raccontarci anche il programma di questo 60°. Ma io vorrei che facessimo un grande applauso all'ideatore di questa manifestazione, all'ideatore di questo convegno che ha pensato appunto nell'occasione di questi 60 anni di fare un omaggio speciale a Monsignor Manfroi, e quindi il direttore Stefano Daros. Adesso entriamo, no? Entriamo nel vivo della faccenda, perché abbiamo tanti aneddoti, tante curiosità, tanti momenti. Dicevamo l'uomo, il sacerdote, il musicista e il didatte, quindi io invito i relatori che ci aiuteranno a svolgere questa riflessione attorno alla figura appunto di Monsignor Sergio Manfroi sotto queste differenti prospettive. Invito a raggiungerci quindi Manolo Darold, direttore di coro e compositore, Gianmartino Durighello, compositore, Giorgio Fornasier, componente del duo I Belumat, e Lidia Darui, cofondatrice del coro CTG. Forza forza con l'applauso, sono loro i protagonisti. Prego, accomodatevi pure. Allora, cominciamo naturalmente, facciamo i cavalieri, vero signori? Cominciamo con la signora Lidia, che ha un bel passato all'interno di questa famiglia, cominciato fin da giovanissima, vero? Fin da quando era una ragazza ad entrare in questa grande realtà del coro CTG, e insomma ha varie curiosità da condividere con noi. Quindi pregherei alla signora Lidia appunto di cominciare questa piacevole carrellata. Buonasera. Io sono contentissima di essere qui perché rappresento un po' tutti i cofondatori del coro. Qui in sala ce ne sono, almeno ne ho visti 5-6. Io ho il fatto che sono rimasta con Don Sergio sempre, tutti gli anni, non mi sono mai ritirata dal coro, dopo la morte di Don Sergio ho continuato, ma comunque ho partecipato, ho vissuto con lui tutta la sua esperienza di maestro del CTG. E vorrei in questo senso anche ricordare, proprio approfitto e non ci siamo ricordati di dirlo prima, che c'è Anacleto Boranga che manda i suoi saluti al presidente del CTG, che ha dato il nome al coro, insomma, perché erano gli anni 60 e il CTG era molto attivo e presente anche nella fondazione di nuove situazioni, di nuovi gruppi. Farò brevemente 5 riflessioni che nascono però da esperienze concrete vissute con Don Sergio. Già tante cose sono state sottolineate in questi interventi, ma ripeterò, ma non sono cose sbagliate, quindi si ripetono volentieri. La prima è che una delle primissime, anzi forse la prima volta che facemmo le prove con Don Sergio in cripta, erano gli anni 60, 64, ci insegnò Obone Jesu di Palestrina. E mi ricordo che noi eravamo 10-15, è stata una folgorazione, veramente
fare questa esperienza diretta dell'armonia delle voci e quindi un primissimo approccio con la polifonia è stata un'emozione fortissima, per cui ancora ci ricordiamo di questo Obone Gesù di Palestrina, con degli accordi stupendi, capire che messe delle voci insieme si ottenevano degli effetti eccezionali è stata veramente una grandissima scoperta. Questo ci ha creato poi il furore degli esaltati, per cui anche dopo le prove molto spesso andavamo di sera, 5-6 più fanatici, andavamo a cantare sotto gli alberi dei giardini di Piazza dei Martiri. Non so se qualcuno qui si ricorda con Don Sergio, facevamo sti coretti così di nascosto. Quindi l'esperienza di armonia proprio e quindi della polifonia. Seconda cosa, sempre negli anni 60 da Feltre venne il coro, il coro bravissimo, ormai famoso, diretto da un certo Paolo Bon, che venne a fare concerto a Belluno, mi sembra a Loreto, adesso non mi ricordo bene. Beh, ci ha stroncato. So che ero talmente ormai sconfortata, non arriveremo mai a cantare così. E quella è stata la prima lezione di umiltà che Don Sergio ci ha fatto provare, e l'umiltà come componente all'interno di un coro penso che sia fondamentale, anche per sapersi confrontare, per crescere. Tanto è vero che prima sono stati citati i concerti di Don Sergio, però il primo concerto, a proposito di umiltà, il primo concerto che il coro CTG ha fatto non è stato con Don Sergio Manfroi, è stato con il maestro Giuseppe De Vecchi di Longarone, perché Don Sergio era andato a Roma a fare lo studio, a studiare teologia pastorale, adesso non mi ricordo più i termini, e aveva chiesto al maestro Giuseppe De Vecchi di poterlo supplire per quei 2 anni. Il maestro De Vecchi è il primo che ha rotto il ghiaccio e ci ha costretto a fare un concerto a Santo Stefano. Quindi il primissimo concerto non è stato con Don Sergio. Poi, naturalmente, visto l'effetto dei concerti, siamo andati avanti e Don Sergio ha dovuto soccombere e accettare anche lui di fare concerti. Quindi il discorso dell'umiltà è stato un elemento già iniziale nella costruzione del coro. Una terza esperienza che è già stata citata è quella proprio di quello che noi definivamo il coro grosso, cioè per eventi, e qui c'entra la figura di Don Sergio proprio anche come sacerdote, che quindi viveva in maniera molto forte, molto motivata l'esperienza della chiesa locale. Ci ha fatto vivere eventi importantissimi, prima sono stati citati il Papa, l'esperienza in Val Visdenda, col Cumano, però citerei anche tantissime altre cose, l'arrivo dei nuovi vescovi oppure i grandi funerali, insomma. Il coro CTG con Don Sergio è stato importante, però in queste occasioni si formava il coro grosso, cioè Don Sergio chiamava maestri e cori fondamentalmente della Val Belluna, ma anche dall'Alpago, anche qualcuno arrivava anche dal Cadore. Mi ricordo che si facevano le prove in cripta e la cripta era piena di cantori. Eravamo in tantissimi, quindi era anche bello ritrovarci, cantare con esperienze diverse, e questo ha fatto fare un'esperienza di coralità e comunità insieme, e questo è stato esaltante, è stato molto bello, perché capire che si può cantare anche a nome di una comunità è un fatto che dà molta forza anche a chi canta. E tra l'altro è una dimensione della cultura musicale che è fondamentale. Il quarto, mi dici se vado avanti? Il quarto è il discorso dell'insegnamento e dell'educazione. Educazione dico nel campo musicale, perché in altri campi Don Sergio pretendeva di dire la sua, ma è stato stroncato. Per esempio quando voleva dire la sua nel momento in cui abbiamo deciso di fare le divise per le donne, e la sua passione sarebbe stata quella di vestirsi in costume da cadorine. Stroncato immediatamente. Ecco, ma per dire, insomma, c'era anche questo rapporto molto familiare con lui. Quello che è interessante invece è che proprio ci ha insegnato, ci ha educato e ci ha costruito in un certo senso la sensibilità musicale, questo sì.
e soprattutto in questo ambito ci ha educato all'ascolto. L'ascolto che non è soltanto un'esperienza del coro, cioè saper ascoltare quello che canta vicino a te, non pretendere di emergere, di farti sentire. Infatti si diceva, quando si sente la voce di un coro è un fallimento, perché non si dovrebbe sentire la fusione, no? E quindi la capacità di ascoltare così, ma anche la capacità di ascoltare chi è di altri cori, altre esperienze. In questo senso è importante la presenza che lui ha avuto nell'ASAC, perché ha aperto il coro a altre dimensioni, a altre realtà, non solo venete. Siamo usciti, portava anche oltre l'ASAC, portava il coro per molti anni a vivere l'esperienza come ascoltatori al Festival Internazionale di Arezzo. È andato giù per parecchi anni con alcuni del coro, oppure anche a Vittorio Veneto, e quindi avere la possibilità di incontrarsi con realtà forti. Mi ricordo bellissima quell'esperienza che il coro ha fatto. Siamo andati alla Basilica di San Marco a sentire la messa in Si minore di Bach. È stata una roba eccezionale, ma siamo andati anche a Treviso a sentire il Messia. Cioè, erano gli anni in cui si facevano anche queste cose in giro, perché adesso è un po' difficile trovare queste esperienze così. Però questo è stato molto importante. Ecco, mi sono dimenticata di dire che nell'esperienza del coro grosso, come è stato accennato prima, un filo rosso che è andato avanti per più di 20 anni è stata proprio la presenza del Te Deum. Cioè questo canto fatto di Perosi alla fine dell'anno come ringraziamento di una comunità diventava un appuntamento della città di Belluno con il coro CTG, naturalmente con la liturgia, chiaro, che ha fatto vivere veramente l'idea di questo coro che canta a nome di una comunità. E quindi è stata un'esperienza, ripeto, fortissima. Concludo con l'ultimo punto, che nasce da una riflessione a posteriori, in un certo senso. Come è stato accennato, Don Sergio faceva delle presentazioni dei suoi brani molto, molto belle, molto ricche, quando le faceva soprattutto lui. Certe volte dava i foglietti da leggere, però quando le faceva lui dava motivazioni, per cui ho capito l'importanza del rapporto tra sacro e cultura. Perché certe volte, avendo anche insegnato per anni storia dell'arte, ci si rende conto che c'è un pericolo grandissimo nell'affrontare tematiche artistiche di qualsiasi genere soltanto dal punto di vista strettamente, direi, scientifico e di competenza, senza dimenticare, senza affrontare il tema della fede che ha fatto nascere queste esigenze e che ha fatto nascere queste opere. Quindi la fede come strumento di cultura, quindi, e di fedeltà a una realtà storica che non è tanto considerata, invece è importantissima, perché nelle opere d'arte, sia pittura ma anche musica, tener conto della motivazione profonda della fede è un atto dovuto alla memoria storica. Basta. Vedo molti sguardi felici, signora Lidia, vedo molte persone che la guardano, che stanno sorridendo con gli occhi, segno che anche che i ricordi che lei ha così risvegliato, soprattutto quello dei costumi delle cadorine, insomma erano in tanti che magari appunto avevano piacere insomma di rimembrare questo aneddoto. E ci fa capire dalle sue parole, Lidia, che questo Don Sergio insomma era un uomo, un grande innovatore anche, ma soprattutto un uomo che aveva un'apertura mentale non di poco conto, se pensiamo anche agli inizi, per esempio, quando è nato il coro 60 anni fa. Sì, è una grande apertura mentale e una grande disponibilità, ma disponibilità, io mi ricordo una volta, forse non c'entra niente, ma facendo questo discorso, una volta a prove, non so chi si ricorda quando facevamo prove nella vecchia sede della tipografia, perché abbiamo passato tante sedi, è arrivato un tizio qua del centro storico, sempre diciamo pure alcolizzato, che girava
Entra, sente sta musica e dice: posso venire? Sì, sì, ha detto Don Sergio. Si è stravaccato per terra, è stato lì a tutte le prove, non ha detto una parola, però si è capito quanto bene gli ha fatto. Don Sergio impassibile, tranquillissimo, quindi ha aperto anche queste dimensioni umane particolari, non soltanto altamente culturali. Certo, Ecco. proprio anche con quel senso di benessere, Sì, stare sì. bene che la musica dava. Ancora una domanda prima di passare la parola a Giorgio Fornasier. Lidia, se dovesse dire così un insegnamento che Don Sergio le ha dato, un qualche cosa che lei comunque si porta nel cuore, se pensa a questa figura di questo uomo, di questo sacerdote, musicista e didatta, quale potrebbe essere? Ce Non ne lo sono so. tanti, vero? Eh? Ce ne sono tanti, immagino. Sì, non saprei neanch'io. Cioè, se lo penso al suo sorriso e la sua capacità di entrare subito in empatia. Ecco, questo. Poi tutto il resto l'ho detto, basta. Assolutamente sì. Grazie alla signora Lidia, facciamo ancora un applauso. E adesso passiamo la parola a un uomo che appunto ha fatto anch'egli della musica la sua vita, sicuramente. È stata un'amica, una maestra, una compagna, vero Giorgio Fornasier? La musica che l'ha portata anche a girare tanto il mondo. Sani a tutti. Io sarei tra i cofondatori del primo coro CTG. Per cui faccio anche una rettifica di data, perché era il 1960, su iniziativa di Dodo Crespan, che era presidente del CTG, mette insieme con Don Sergio un gruppo di giovani e verso Natale del 1960 abbiamo il debutto al Nani Schedina, Giovanni XX111, cioè il teatro del Giovanni XXIII, per cui per chi non capisce l'aneddoto dialettale. Serata piena di gente, le famose serate di arte varia, c'erano musicisti, poeti, c'era Thomas Pellegrini, via dicendo. E noi abbiamo fatto il debutto. La cosa significativa è che il coro di montagna, che aveva cominciato a studiare giù nella parrocchia di Borgo Piave, dove lui era parroco, ha eseguito questi 4 brani della SAT e prima di noi ha cantato il coro femminile dell'ACR, di cui faceva parte, dell'Azione Cattolica, di cui faceva parte Lidia e anche la sorella Pia e anche la Mariuccia da Ros, che mi ricordo. Questi 2 cori hanno avuto la benedizione del pubblico nel 1960, che poi si sarebbero fusi nel 65 e diventare il coro CTG. Ma noi come cori di montagna abbiamo avuto delle grosse soddisfazioni, anche perché sono state la base vocale del duo dei Belumat, che poi spiegherò. Ma prima un aneddoto che ritengo significativo. Nel 1963 siamo stati invitati dal vescovo Muccin a animare la messa di Natale a Longarone, sotto il tendone, che c'era una tormenta di neve, penso che gli ex coristi di allora se lo ricorderanno, un'emozione straordinaria, tutta questa gente vestita di nero e noi cantare. E Don Sergio aveva fatto un testo nuovo adattato all'evento sulla musica di Gran Dio del Cielo. Poi il coro CTG polifonico si è fuso e io, che già avevo l'amorosa da qualche anno, l'ho coinvolta e quindi ci siamo trovati entrambi a essere componenti del coro CTG, tanto che Don Sergio ha suonato al nostro matrimonio. Questo è il legame grosso che ho avuto, ma ve lo dico dal punto di vista musicista, compositore, autodidatta, che ha fatto una certa carriera anche a livello internazionale. Ma soprattutto vi ricordo il ruolo che ha avuto Don Sergio con Gianluigi Secco, che non studiava musica, ma aveva un orecchio straordinario.
Tutti e due facevamo parte della sezione dei baritoni, che per chi canta nei cori, soprattutto maschili, sa che la sezione dei baritoni è la sezione più difficile perché non è orecchiabile, però è quella che crea gli armonici, che crea gli accordi particolari tipo sesta, settima aumentata, diminuita. E Gianni è rimasto folgorato da questa esperienza e l'ha trasferita nei Belumat. Se voi ascoltate le 100 canzoni che abbiamo scritto su testo di Gianni e musica mia, in alcune canzoni sembriamo in 4 o 5, ma siamo in 2. E questo è merito a Gianni, che creava gli armonici e l'aveva imparato grazie a Don Sergio senza sapere cos'era l'armonia. E questo è stato molto importante. Questo è stato riconosciuto nel documentario che ha fatto l'Università di Padova sulla storia di Belumat recentemente, che abbiamo presentato anche al Teatro Comunale di Belluno, dove questo aspetto è stato messo in luce con le foto del coro CTG, quello di montagna e poi quello polifonico, perché è stato fondamentale nella nostra crescita musicale. Personalmente, a parte la grande amicizia che è continuata, perché eravamo tutti e due coristi, io e mia moglie, e ci trovavamo tutti gli anni a cantare il Te Deum, sempre presenti. E quando io ho cominciato a studiare a 40 anni canto lirico, Gianni non era d'accordo, ma io l'ho fatto, perché ho scoperto casualmente, dopo aver cantato 25 anni basso e baritono, che avevo una certa estensione. E l'ho fatto cantando una canzone napoletana in Brasile. Sono andato a fare un'audizione al Conservatorio di Venezia, mi hanno detto che ero tenore. A 40 anni mi sono messo a studiare, con validissime insegnanti di canto del Conservatorio di Venezia e di Vicenza, e ho fatto 20 anni di carriera, soprattutto all'estero, e mi sono specializzato in musica barocca sacra e in particolare gli inediti, la musica delle riedizioni gesuitiche del Sud America, che mi hanno portato a cantare anche a San Pietro col Papa. Questo grazie all'insegnamento di Don Sergio. Però io ho fatto questa carriera e mi ricordo un aneddoto che ci tengo a farvelo sapere. Mia mamma, appassionatissima di opera, non era presente, perché io per 5 anni ho fatto il tenore dell'orchestra sinfonica della città di Asunción in Paraguay. Era un concerto di arie di Puccini. Alla fine, l'ho anche cantata bene quest'aria, alla fine il direttore si è complimentato in spagnolo con me e mi ha detto: è la prima volta che ascolto un cantante lirico e capisco quello che dice. Ma dove hai studiato? Me l'ha insegnato il mio primo maestro di canto con il gregoriano. Ho capito. È bastato questo e in quel momento io ho ricordato Don Sergio. E continuo a farlo perché tutti gli anni, io sono organista e animo le messe a Limana, tutti gli anni alla Settimana Santa sono presente e il venerdì santo canto sempre Crux Fidelix, che mi ha insegnato lui, e il giorno di Pasqua Victime Pascali, e lo canto come si canta il gregoriano, senza accompagnamento d'organo, e l'acustica della Chiesa mi premia assieme al ricordo di questo mio grande maestro. Certamente quindi un grande maestro per Giorgio Fornasier e una persona, Giorgio, che aveva anche un legame comunque con gli emigranti, no? All'estero, con i suoi bellunesi, le persone che erano appunto, che avevano lasciato la loro terra per andare a cercare fortuna, andare a cercare lavoro, e anche lei insomma ha sempre un rapporto speciale con questi bellunesi, con questi uomini che
che tengono comunque nel cuore la loro terra, così anche come il mondo del volontariato. Anche questo è un qualche cosa che l'accomuna la figura di Don Sergio, vero? Certo, ma poi abbiamo fatto anche una tournée in Europa, tutto il nord Europa, Belumat e Coro CTG assieme. E non era casuale la cosa, perché noi si apparteneva alla nascita del Coro CTG e quindi ci siamo sentiti parte anche di questo, come anche il contatto con gli emigranti. Vi faccio solo notare una cosa, che su una canzone che sembra frivola, che sembra uno scherzo, un gioco di parole fatto da noi, che è il tango della Valbelluna, che sulla musica della Comparsita mette insieme 115 paesi della nostra valle. Ma è uno studio del suono. Gianni sceglieva i nomi per creare tutta una linea melodica, perché quando gli hanno detto ma cos'è più importante, tu che sei l'autore dei testi, il testo o la musica? E lui diceva non c'è differenza, il testo è suono e quindi è musica. Ci siamo meravigliati che questo scherzo nato a Trichiana tanti anni fa facesse piangere la gente, soprattutto in America, Nord America e Sud America, perché sentivano nominare il paese natale loro o dei loro nonni. Questo è il suono. E poi ancora un'ultima riflessione, Giorgio, prima di passare magari la parola a Manolo Darold per raccontarci anche la figura del didatta, no? Perché appunto abbiamo detto queste varie dimensioni. Si diceva anche le emozioni. Parlavo prima del volontariato, del dedicarsi all'altro, cioè immagino che comunque anche dopo tante prove magari anche voi foste stanchi, c'era impegno, c'era sacrificio, però c'era anche la voglia di fare del bene alla comunità, è così? Sì, diciamo che il volontariato è un po' la base soprattutto della mia vita, avendo un figlio disabile affetto da una patologia rara. E quindi, ecco, per esempio, io per 24 anni sono stato prima presidente e poi direttore generale dell'Associazione Mondiale di questa malattia. Tutti i congressi che ho fatto nel mondo ho sempre cantato. Ho scritto anche l'inno dell'associazione, ma ho sempre cantato alla fine anche canti locali nella lingua locale, perché un papà che canta è un papà felice e orgoglioso del figlio speciale che ha. Grazie davvero Giorgio Fornasier. Ovviamente poi se ci sono delle altre curiosità, insomma anche fra il pubblico, saremo ben lieti di ascoltare le vostre domande. Passo un attimo a Manolo Darold per poi ritornare naturalmente e andare anche da Durighello, ma Manolo Darold è stato un allievo di Monsignor Manfroi e una persona, vero Manolo, correggimi se sbaglio, che anche ascoltava quando ancora eri un giovane musicista, i primi passi, no? Nel mondo della musica, ti piaceva andare a sentire il coro e Monsignor Manfroi, vero? Monsignor Sergio è stato un maestro di musica e un maestro di vita contemporaneamente, perché innanzitutto è stato un mio insegnante all'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Insegnava psicologia e Monsignor Andric insegnava liturgia, mi ricordo bene quegli anni quando avevo qualche capello in più. Allora, la grandezza di Don Sergio era quella di riuscire a rendere comprensibili concetti veramente complessi, con la capacità di creare esempi, raccontare aneddoti per farti capire cosa stava dicendo. Era una capacità incredibile che poi si sviluppava anche nelle sue omelie. Quando a messa andavo a sentire le celebrazioni liturgiche di Don Sergio e rimanevo sempre estasiato dalla sua capacità comunicativa, delle sue omelie. È una dote che io ho sempre avvicinato
perdonatemi il paragone, a quella di Papa Luciani, no? Che aveva questa capacità di essere un grande ma semplice. E questa cosa era forse una scuola del nostro seminario, non lo so, però veramente era emozionante, coinvolgente. Era un maestro che ti sapeva ascoltare, che ti sapeva anche sgridare. Io mi ricordo, siccome non ero proprio un santerello, no? Che ogni tanto chiacchieravo, si fermava e diceva: Manolo, che conto è tutto a tua nonna, perché conosceva mia nonna, che era, per cui mi ricattava così: guarda che conto è tutto a tua nonna. Io allora stavo zitto, non parlavo più. Ma era un maestro che ti sapeva appunto ascoltare e che mi diceva sempre, aveva capito la mia passione per la composizione e mi diceva sempre: mi raccomando, cote scrive musica, prega. E questa è una cosa che mi è sempre suonata in mente, no? Anche quando dirigi il coro, prega sempre, cioè se hai fede, la tua fede deve trasparire da quello che fai. E lui, quando dirigeva, sì, pregava ed era evidente. Io quando andavo a sentire il coro CTG da ragazzo, insomma, io mi emozionavo, e questa emozione era derivante al di là delle doti tecniche del coro, ma della capacità comunicativa del coro, che è lo specchio del direttore. Il coro esprime quello che il direttore ha davanti. Se il direttore ha poco da esprimere, il coro non emoziona, e il coro CTG ha sempre emozionato. Forse lui aveva avuto anche un'infanzia, tra virgolette, un po' difficile, no? Diciamo, nel senso che aveva perso i genitori quando era ancora giovane, vero? Sì, e sì. quindi anche questo magari lo portava ad avere un approccio anche nei confronti dell'altro con grande empatia, intendo. Sì, nei confronti dei giovani, nei confronti dei ragazzi aveva questa empatia. Lui è rimasto senza la mamma da bambino. Difatti spesso lo incrociavo a Mel, perché veniva in cimitero a trovare la sua mamma sepolta lì, la sua mamma adottiva. Aveva questa grande dote, però al di là delle capacità comunicative c'era anche una grande ironia che lo contraddistingueva. Riusciva sempre a farti sorridere anche negli argomenti seri, no? Io mi ricordo una volta a Mel facevamo un convegno sul canto popolare. Non ci stavamo al Palazzo delle Contesse, quindi abbiamo deciso di andare nella chiesa, ma si parlava di canto popolare, eravamo tutti un po' preoccupati perché c'era Don Sergio in mezzo al pubblico. Come facciamo a cantare queste melodie popolari in chiesa con Don Sergio che poi magari ci sgrida? Insomma, c'era il maestro Sandro Filippi che prima di iniziare il convegno con la chiesa piena si rivolge a Don Sergio e gli fa: Monsignore, possiamo far sentire queste melodie popolari? Ah, vada tranquillo, gli rispose Don Sergio, il Signore le conosce già tutte. Quindi questa sua ironia era veramente fantastica. E l'ultima volta un'altra cosa che voglio dire è che spesso andavo in cattedrale a sentire la messa, a sentire la liturgia, quando c'era Don Sergio che dirigeva il coro, Don Elio che cantava a Lambone e c'era il maestro Piolla all'organo. Io liturgie così belle, così curate e soprattutto con questa, come posso dire, comunione di intenti tra organo, coro, celebrante, le ho viste poche volte. E sono orgoglioso che siano state fatte a Belluno dai nostri musicisti così bravi, a cui io devo molto nella mia preparazione. L'ultima volta che ho visto Don Sergio è venuto a sentirmi a Mel e stavo cantando un brano che il maestro Durighello conosce bene perché la linea melodica me l'ha data suo padre, che ho composto qualche anno fa, si intitola Via d'Oro. È un brano che io ho pubblicato negli Stati Uniti che mi ha portato molta fortuna. E c'era Don Sergio. Io ho eseguito questo brano con la corale zumellese e alla fine, sono le ultime parole, scusatemi, mi commuovo, ma mi ha detto: hai pregato quando hai diretto. E quindi io porto nel cuore questa frase che è stata l'ultima che mi ha detto. Ecco, se dobbiamo...
Se dobbiamo dire, Darold, anche un po' quelle che sono state le innovazioni o comunque la sua impronta, il suo stile dal punto di vista musicale, oltre che l'aspetto naturalmente di didatta, proprio l'esperienza, diciamo, con i coristi nell'affrontare magari un brano nuovo, nel prepararsi, diciamo, quello che era l'esibizione. Qual era un po' il suo modo di fare? Ma io non sono stato suo corista se non quando abbiamo messo insieme i cori con la Zumellese, che abbiamo fatto il Laudazione di Mendelssohn, abbiamo fatto i cori del Paulus in cattedrale, cioè Mozart avevamo fatto, quindi l'ho visto in quei frangenti. Però quello che sentivo io durante le esibizioni, soprattutto del coro CTG, era l'esaltazione del testo, proprio come ha detto Giorgio Fornasier prima, cioè riuscire a rendere evidenti le figure retoriche in maniera lapalissiana. La polifonia non doveva nascondere il testo, ma doveva essere evidente nei suoi interventi. Cioè questa cura che deriva ovviamente dalla conoscenza del canto gregoriano, quindi questa scansione sillabica, questa tensione della frase, sono sempre state la caratteristica di Don Sergio, da cui io ovviamente ho cercato di imparare, spero di esserci riuscito. Infatti questo quindi uno degli insegnamenti? Questo, esattamente, quello sì. che si porta nel cuore. E allora, dato che hai citato anche la corale Zumellese, insomma, la realtà che dirigi da tanti anni, insomma, io vorrei ricordare anche il risultato prestigioso di quella che è stata la 49esima rassegna internazionale che si è chiusa proprio questa settimana. Sì, sono arrivati 2 cori, di cui uno è considerato uno dei più importanti cori del mondo, proveniente dagli Stati Uniti, e anche lì ho sentito delle cose meravigliose, soprattutto nella musica contemporanea. Però, se devo essere sincero, hanno eseguito Sicut Cervus di Palestrina, tecnicamente benissimo, ma forse da un punto di vista espressivo e musicale da Don Sergio, dal CTG avrebbero molto da imparare. Grazie. Grazie Manolo Darold, grazie per queste riflessioni, queste condivisioni. E adesso passiamo appunto la parola a Gianmartino Durighello, compositore. Abbiamo accennato quindi alla figura, vari tratti di questo personaggio, di questo uomo poliedrico, carismatico che è stato, anche modesto, no? Si leggeva nella biografia, lui avrebbe forse avuto difficoltà ad essere di fronte a così tante persone che gli facevano magari tanti complimenti, ma una persona che aveva molto da esprimere, molto da condividere con gli altri. E si diceva quindi la figura di quest'uomo anche dal suo punto di vista Durighello, ma poi naturalmente Manolo ci ha dato là anche sulla musica come forma di preghiera. Sì, anch'io come Manolo non sono tra i cofondatori, però sono nato quando è nato il CTG, ci pensavo prima, e quindi il mio rapporto con Don Sergio è quello del giovane col più esperto, ed è stato così. Quando ero giovane insegnante delle scuole medie e sognavo anch'io di fare un coro con i ragazzi che uscivano dalle medie e ormai diventavano adolescenti e giovani, e avevo in mente la polifonia. Allora il punto di riferimento in provincia era solo Don Sergio. Il CTG è stato, penso, il primo coro misto addirittura in provincia, e comunque il primo e per tanto tempo l'unico che faceva polifonia. Ma soprattutto, e qui mi riaggancio a quello che dicevi tu Manolo, no? Mi colpiva una cosa delle esecuzioni del CTG, che l'interpretazione cambiava pezzo per pezzo a seconda dell'autore, dello stile, dell'epoca, che non è una cosa scontata, neanche adesso appunto, no? Ci sono cori magari bravissimi che si costruiscono come una macchina da concerto, fanno 4 brani, epoche diverse, suono tutto uguale. E a me colpiva questa capacità che aveva di intervenire, differenziare, no? I vari brani. E allora avevo scelto lui come punto di riferimento. L'occasione mi è venuta quando ho fatto il militare qui a Belluno, e nei tempi liberi dal servizio militare gli avevo chiesto se potevo assistere alle prove. Lui inizialmente mi ha detto di no, non era molto contento. Ho insistito un po' e lui mi ha detto che no, perché poi alle prove io mi arrabbio, non voglio farmi vedere così.
Ho insistito ancora un po' e sono andato, di fatto. Ed è stata una bella grazia. Poi però dove ho potuto conoscere meglio Don Sergio è stato nei vari corsi di formazione. È stato già accennato, lui era sempre presente dappertutto. Il discorso della partecipazione ad Arezzo, eri tu Lidia pensa che a quei tempi l'ASAC sorteggiava ogni anno, non so se lo fa ancora, 2 nominativi dagli iscritti dell'associazione e offriva la trasferta ad Arezzo o a Gorizia perché potessero partecipare al concorso. Era capitato che Don Sergio era stato sorteggiato e lui ha detto: no, guarda, io ci vado comunque, rimettete il mio nome dentro. E sono uscito io. È una bella fortuna sta qua. e quindi da quella volta lì ho continuato ad andare anche se non ero sorteggiato. Poi era sempre presente ai corsi di formazione per direttore di coro, ma soprattutto che mi sta più a cuore, e qui mi riaggancio a quello che abbiamo detto tutti, i corsi di canto gregoriano a Cremona. Lui, quando ho iniziato io ho fatto 4 anni, lui faceva già il corso monografico, ci sono 3 anni di base, poi c'era il corso monografico e quindi non so quanti anni abbia fatto lui, però c'era sempre. E io con altri amici giovani pendavamo, no, dalla presenza di questi personaggi per noi importanti. Pensate che oltre a lui il mio compagno di banco c'era Peter Neumann, persone che io guardavo, ed è stato detto, ma è giusto che lo ripeta in questo contesto, semplici. Io mi dicevo dentro di me, ma se lo diceva con i miei compagni di avventura, lui poteva insegnare benissimo e ha continuato ad andare a imparare. Io ho imparato questo, è molto importante. Se uno ha il compito, la vocazione di insegnare, deve continuare a imparare. E lui era sempre lì che imparava. E l'altra cosa lo faceva con estrema umiltà, in silenzio, nelle serate quando anche lui partecipava a qualche uscita per una birra, un gelato, con questo humor che è già stato detto. Mi restava in mente soprattutto, mi ripeterò, ma è così, il sorriso e la particolare profondità dello sguardo. Quello sguardo, quello mi rimane molto impresso. E lì mi ha insegnato lui, insieme a Peter Neumann, ad altri, che i grandi sono semplici, i grandi sono umili, i grandi non parlano molto. E questo anche per me è una cosa che sempre mi ha accompagnato. I suoi pochi suggerimenti, che poi te li dava, li rubavamo, te li dava, ma erano puntuali, sintetici, precisi e sempre fatti col cuore. È stato fondamentale per la mia crescita come direttore di coro e anche come compositore, perché il gregoriano, è stato detto più volte, è la parola, è il testo, e quindi questo vivere insieme a formarci nell'amore per la parola che si fa canto, che si fa suono. Poi ha tentato in un'epoca, e c'eri anche tu quella volta, di coinvolgermi o coinvolgerci anche in un'attività di formazione liturgica qui in Diocesi di Belluno, ed è stato anche molto bello per me. L'unica cosa che però si puntava sui sabati e io, ahimè, anche se sono bellunese, sono Diocesi di Padova e il sabato presto servizio a Padova. Però è stata una bella mossa molto interessante. L'ultimo contatto indiretto che ho avuto con Don Sergio è stato anche questo molto bello. Da insegnante di conservatorio, perché poi dalle medie sono passato al conservatorio, mi è arrivato non so se ha finito gli studi sinceramente, io poi ho interrotto l'insegnamento, mi è arrivato un giovane dall'Alpago che lui aveva curato, aveva custodito, l'aveva entusiasmato e avviato alla musica. E quando questo ragazzo veniva a lezione mi diceva sempre, su 10 parole 2 erano Don Sergio. Era proprio, capivi che era lì per una spinta di affetto e di entusiasmo che veniva da lì. E quindi ho avuto la possibilità di assaporare la forza e la carica di trasmissione di amore e di entusiasmo
in confronto dei giovani, ricordando io che ero partito, ma continuava fino alla fine. E quando c'è stato le esequie di Don Sergio, io sono arrivato, il Duomo era già pieno e di fianco a me c'era questo suo allievo. Quindi un amore che non ha mai smesso di trasmettersi, soprattutto anche ai giovani. Questo. Io farei un applauso anche per questo momento di riflessione. A Durighello che ci ha menzionato anche quanto appunto Monsignor Sergio faceva per i ragazzi per essere anche un punto di riferimento, per orientare. Ci ricordiamo comunque quando è partita l'attività del coro, insomma 1900 negli anni 60, quindi anche in una società magari ancora difficile che stava ripartendo, ma poi fino alla fine, no? Fino all'ultima parte diciamo della sua vita. E quindi questo intento di essere sempre vicino alla propria comunità, come anche all'interno delle comunità parrocchiali, naturalmente, che lui aveva. E mi sarebbe piaciuto questa riflessione, Durighello, anche sul senso, si diceva, della musica come una forma di preghiera, di riflessione, di entrare in contatto anche con i sentimenti più profondi. Sì, mi unisco a quello che è già stato detto, no? Bella questo alfa e omega tuo sul dirigicolo pregando, è quello che è stato detto anche da Giorgio e da Lidia, ma indubbiamente io penso che, ecco perché è importante farlo col sorriso, no? Come faceva Don Sergio, perché la musica e il canto esprime il nostro cammino in cerca della bellezza. E se ci pensiamo bene, camminare in cerca della bellezza è camminare verso quella che è la nostra immagine e somiglianza, che siamo creati immagine di Dio, che è bello. E quindi cantare è una via privilegiata per andare incontro alla nostra bellezza. Per questo penso non si può prescindere, e da qui impariamo davvero da Don Sergio, a far musica col sorriso e con l'amore. E un'altra cosa, è stato accennato anche prima in apertura dell'assessore, mi permetto di riprendere l'intervento, la nostra storia, la storia biblica è partita da un omicidio di fratelli, Caino e Abele, e noi siamo tutti figli di questa frattura. E quindi non solo il canto, ma il canto corale e il canto polifonico, a maggior ragione, che è lo sposarsi fantastico del testo nelle varie linee, come dicevi tu, ma indipendenti insieme, è non solo camminare verso la bellezza, ma camminare verso la fraternità. Quindi ecco, aver voluto da parte di Don Sergio in quegli anni in cui io nascevo, ribadisco, aver voluto credere e diffondere bellezza e farlo in maniera corale, penso che sia veramente un'altissima forma di preghiera, perché questo è il nostro cammino, camminare verso la bellezza e verso la fraternità. Durighello, ho concluso quello che desiderava dire, o se c'è ancora qualcosa che voleva puntualizzare, allora vediamo se poi abbiamo qualche curiosità così anche da raccogliere magari tra il pubblico. Si diceva, allora abbiamo già una domanda, allora vediamo, io avevo piacere così di coinvolgere, di girare un po' anche tra i tanti amici che sono qui con noi questa sera proprio per vedere se qualcuno ha qualche momento, insomma qualche avvenimento, qualche episodio così che ci lega alla figura di Don Sergio e che desidera condividere con noi. Vedo il dottor Tormen che ha alzato la mano e quindi mi dirigo da lui. Dottor Tormen. Ecco, mi fa piacere, mi è fatto molto piacere sentire questa, come dire, carrellata di opinioni su Don Sergio musicista. Ecco, io quello che volevo mettere in evidenza, pur essendo anch'io partecipe della, come dire,
amante della musica e anche a mia volta avendo suonato quando ero giovane, però volevo puntualizzare qualche cosa che riguarda soprattutto la sua presenza viva come prete della nostra comunità bellunese. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo ancora da, diciamo, seminarista, perché quando all'epoca i seminaristi uscivano dal seminario per fare la passeggiata quotidiana, quasi inevitabilmente passavano davanti a casa mia, venendo da San Pietro. Ecco, e quindi l'ho conosciuto ancora da seminarista, ma poi ero presente il giorno della sua ordinazione sacerdotale come chierichetto del Duomo. E è stata una festa, la prima messa per lui lì fatta in cattedrale, è stata una solennità incredibile, bellissima, che ricordo ancora oggi con molto piacere. Ecco, ma poi lui dopo poco era già cappellano della nostra parrocchia e tutti gli volevano un bene incredibile e lui se lo meritava perché era l'anima di tutta la gioventù di quell'epoca. Proprio era un animatore formidabile della gioventù. Tant'è vero che lui organizzava delle gite in bicicletta alle quali partecipavamo 20-30 ragazzi, ma non giterelle. La prima che ricordo ero presente io e ho avuto una disavventura incredibile perché siamo andati a Vedana, al monastero di Vedana, e da lì poi siamo scesi giù al lago. In discesa, ed era uno sterrato terribile all'epoca, parlo degli anni 53-54, era irregolare il dorso della strada e io sono scivolato e sono finito per terra. Dietro di me c'erano altri 15-20 ragazzi che scendevano a tutta velocità e rischiavo di rimanere. Oltretutto mi ero proprio rovinato un ginocchio in modo pauroso, per cui Don Sergio allora era talmente preoccupato di questa situazione che mi ha fatto portare a braccia dai ragazzi su di nuovo al monastero e lì arrivavano i frati e poi mi hanno caricato, sempre con lui presente, sulla antichissima, perché sarà stata del 1910 quella macchina, era con le ruote di legno, ecco, e mi hanno portato i frati, mi hanno portato all'ospedale e lì sono stato curato per un mese. Ecco, sei intervenuto subito. Quindi è stata ma da lì e poi tante altre gite. Sentiamo dottore. No, volevo soltanto dire che da lì è nato poi questo amore che lui aveva amore per noi e noi avevamo amore per lui, certo. E da lì è nato il gruppo Tosate Tosati del Duomo. Ecco. Così abbiamo ricordato anche i tosati e le tosate del Duomo, grazie al dottor Tormen. Vediamo se abbiamo ancora un attimo perché poi abbiamo un altro intervento. C'è un altro aneddoto, una corista. Vediamo, pesco io, vado un po' a istinto. C'è qualche corista che ha un bel ricordo di Don Sergio? Beh, immagino che comunque fosse anche un po', come si dice, ben determinato, insomma, quello che voleva poi, insomma. Allora, vedo due mani alzate. Allora, il signore fa il cavaliere, vero? Dice, andiamo prima dalla signora che sventola la mano. Vediamo. Arrivo dalla signora che si presenta. Signora, come si chiama? Mi dica. Mi chiamo Marisa Schifano. Un insegnante, ecco. Sono stato con Don Sergio nei primi anni 70. Ero con Maria Grazia Camuffo,
da Renata, le sorelle Rui, una lezione di vita, ragazzi. Dopo mio papà, Don Sergio è la persona più importante della mia vita. Anche perché quando cantavamo, ragazzi, ci guardava, voleva che sorridessimo, e aveva ragione lui, E poi mi ha detto una cosa che io non riesco a dimenticare. In un coro c'è bisogno di tutti. È bellissimo questo, perché secondo me anche nella mia vita c'è bisogno di tutti. Tutto qua. Grazie signora, facciamo un applauso. Allora, vediamo il signore qua giù che aveva alzato la mano. Grazie. Il mio rapporto con Don Sergio è stato grandissimo, prima perché è stato lui a raccogliermi, diciamo così, dalla strada. Con l'avventura del Papa Giovanni Paolo II mi ha raccolto praticamente per venire a cantare con lui, e la prima cosa che mi ha detto è stata questa: io pretendo che tu venga a cantare con me. Quando me ne sono andato ho detto ci penserò. Come ti chiami? Mi ha detto, perché non si era accorto che avevo questo nome. Tuttavia il mio rapporto con Don Sergio è stato bellissimo senza dubbio, perché con lui ho chiacchierato parecchio, per il motivo che andavo a prenderlo quando era parroco di chiesa. Anzi, da quando era stato parroco di chiesa ero io che facevo, salvo qualche volta ci andava qualche altro collega, andavo a prenderlo e lo andavo a riportare a chiesa. Nel frattempo la cosa non mi gravava più di tanto, perché facevamo delle chiacchierate eccezionali e di conseguenza non mi accorgevo di arrivare. Ecco, questi sono episodi un po' più laici, un po' più tecnici, però l'amore che c'era per noi due era intenso, veramente. È stato per anni questo qua, proprio verso la fine dei suoi giorni in pratica, da quando poi è stato in ospedale, l'andavo io a prendere. Qualche volta si fermava a casa nostra anche a mangiare, raramente, ma qualche volta si fermava. Per questo mi è stato conferito il titolo di prêt-à-porter. Grazie anche al Signore. Quindi abbiamo capito anche la figura di un confidente, di un amico, di una persona cordiale, insomma, che amava anche stare tra la gente, immagino anche mangiare, magari, vero, degustare i prodotti tipici, ecco, diciamo così. C'è una domanda, signora, lei ha una domanda magari anche per i nostri relatori? Chi lo sa, poi ci avviamo. Vengo qui da lei, signora. Allora, intanto saluto Manolo perché lo ricordo scolaro a Chiesurazza. Eccoci. Ecco, allora io ho conosciuto Don Sergio perché ero catechista con lui e si andava nella cucina in via Brustolon 5 insieme all'Albertina Crespan, che con l'Albertina e Don Sergio erano un tutt'uno. Bravissimi tutti e due, perché Don Sergio dava l'idea e Albertina la metteva sulla carta, e lì su quella cucina era bellissimo perché intanto imparavo tantissime cose, e poi l'umorismo di Don Sergio a raccontare della Maria. Mi dispiace di non ricordare niente perché il tempo è passato e la memoria sfugge. E poi oltre che come catechista che si andava in tutta la provincia il sabato e qualche volta anche il venerdì per portare ai catechisti quello che si preparava naturalmente, e adesso mi sfugge. Ecco, si andava in tutta dopo aver preparato le dispense, si andava a portare con la gioia, sempre con tanta gioia, ma con tanta gioia che non solo si dava
ma poi si portava anche a casa in famiglia, perché con Don Sergio la gioia era proprio di casa. E ecco, con lui, poi come corista ricordo il credo, soprattutto quel Et incarnatus est, ex Virgine Maria. Non so se c'è qualcuno che si ricorda quante prove si faceva, però poi era una cosa meravigliosa. Ecco, basta, adesso non... Allora sentiamo ancora il Presidente Boito, poi la signora e poi andiamo avanti. Don Sergio, parroco, Borgo Piave. Io ero lì quella mattina del 10 di ottobre del 63. Mi ha chiamato, ero ragazzino, prendi il secchiello dell'acqua santa, vieni con me. Ha messo su la stola viola, siamo andati giù sulle grave del Piave. Il primo che abbiamo trovato era un ragazzo con le mani alzate, viola, nudo, aveva solo la cintura di cuoio, tutti i capelli impastricciati di sabbia e di terra. Lo ha benedetto, lo ha alzato, lo ha messo su una jeep e lo ha baciato. Non l'ha baciato, ma gli ha fatto il segno della croce. Questo è Don Sergio. La commozione è davvero grande a ricordare la figura di un amico, di un uomo che ha fatto davvero tanto. Eccoci. Grazie. Mi sento un po' in imbarazzo dopo l'intervento del nostro concittadino, perché io volevo ricordare invece un qualcosa di molto più leggero. Io sono stata studentessa dell'Istituto Renier, che allora era dove adesso c'è l'Istituto Catullo, quindi era ancora in città, e io ricordo Don Sergio, ovviamente non scendo nei dettagli della sua competenza, anche insegnava religione, quindi ci trasmetteva dei messaggi. Quello che invece voglio ricordare adesso è la sua leggerezza, cioè ci risollevava. Noi magari eravamo appena stati interrogati, avevamo appena fatto il compito di matematica, di latino, e lui arrivava, ci faceva la battuta, l'ironia era la sua caratteristica, ci raccontava una barzelletta e quindi eravamo già un po' più sollevati, e ogni tanto ci faceva gli scherzetti. Ne ricordo due in particolare. Un giorno entra e fa, ragazze, tutte femmine, ragazze, qui il professore di matematica è assente, mi ha chiesto di fare la verifica di matematica al posto suo. Sbiancate tutte, perché che l'ora di religione a qualcuno, ma non erano gli anni della protesta, qualcuno ha provato a dire ma no, ma dovevamo esserne avvisate per tempo, ma poi va là dai, che anche per questa volta ve la siete cavata, e quindi lì ci stava scherzando. E un'altra volta ha detto oggi parlerete voi di un filosofo che sicuramente conoscete, Renato Descartes. Noi, madonna, chi è questo Renato Descartes? Noi l'avevamo sempre chiamato Cartesio, quindi pensavamo che fosse un altro filosofo di cui non avevamo notizia. Ecco, queste cose qua le ricordo con molta simpatia, e ricordo con molta simpatia, sullo stesso tenore così ironico e leggero, userei proprio la parola leggero, quando anch'io, facendo parte dell'ufficio catechistico, andavo in Cadore, come la signora ha ricordato, in Cadore, in Agordino, a lavorare con quelle che poi sarebbero state catechiste sul posto. E quindi facevamo la strada insieme a Don Sergio, ed era l'occasione di scambiare molti elementi che afferivano alla didattica del catechismo, ma anche molte lezioni di vita. Don Sergio aveva l'età di mio papà, era del 27, quindi io lo rivedevo nella professione, ormai ero insegnante all'epoca, lo vedevo come un maestro di vita e di lavoro.
Insomma, abbiamo capito davvero una persona che sapeva stare tra la gente, ecco, possiamo dire così, una persona che amava condividere il tempo con gli altri per fare delle cose costruttive, per prendersi cura così, ecco, anche della comunità bellunese. Io direi che abbiamo raccolto varie testimonianze, quindi è anche bello rivivere i ricordi, insomma, con le altre persone. Vedo tanti occhi, tanti sorrisi, insomma, che guardano con gioia, e questo ci dà davvero una grande soddisfazione, frutto che, insomma, quello che ci ha lasciato è un'eredità importante. Io invito quindi Stefano Da Rossa, il direttore del coro, che è colui che ha ideato questo convegno, ma poi è la persona che adesso ha questa grande responsabilità di portare avanti questa attività del coro oggi, proprio raccogliendo quell'eredità, vero, di Monsignor Manfroi. Buonasera a tutti. In me oggi c'è un misto di invidia, però anche di fortuna. Invidia nei confronti di chi ha conosciuto questa straordinaria figura, ma fortuna nell'essere stato intercettato un anno fa dall'attuale Presidente, perché avendo la necessità di sostituire una direttrice, mi ha proposto la direzione. Come ho sentito il nome CTG, il link è andato subito a Don Sergio Manfroi, perché pur non avendolo conosciuto personalmente, avendo io frequentato negli anni 80 e 90 l'ASAC, l'Associazione per lo Sviluppo dell'Attività Corale, ricordo la presenza ai convegni, agli incontri. Avevo la percezione di una persona autorevole, di una persona carismatica, di un esperto, di una figura di riferimento. Quindi quando ho sentito il nome CTG, l'aggancio mentale nel giro di un secondo è andato a questa figura che io ricordavo proprio essere molto significativa per il territorio. Febbraio scorso, quindi febbraio del 2024, io ero molto impegnato a scuola, a chiudere il mio ultimo anno come dirigente scolastico del liceo Marconi di Conegliano, e ho detto al Presidente: abbi pazienza, adesso non ce la faccio. E lui mi dice: beh, ma l'aspettiamo a settembre. E ho detto: però attenzione, un coro che rimane per 6-7 mesi senza direttore rischia di sbandare, di sciogliersi, o di vedere qualche voce, qualche corista che abbandona o che per la voglia di cantare si rivolge ad altri cori. Quindi da subito, dai primi di marzo del 2024, ho preso molto volentieri la direzione. E vi dico però sinceramente che c'era sì il desiderio in me, che ero prossimo al pensionamento, di riprendere l'attività musicale che gioco forse è stata congelata per 20 anni, perché ci sono, vedo Fulvio, Renata, dei colleghi dirigenti, è una professione impegnativa e che dà poco spazio ad altro. E quindi vi dicevo il desiderio con un coro storico di riprendere personalmente l'attività di direzione corale e le cose annesse, però sinceramente mi sentivo anche di dare la disponibilità a un'associazione, a un organismo storico che in un momento di difficoltà andava aiutato. Io ho in gioventù diretto dei cori parrocchiali, ho fatto da ragazzo l'accompagnatore liturgico e quindi ho vissuto fin da studente come Manolo l'importanza del servizio. Ho diretto per 10 anni il coro ANA di Vittorio Veneto, che è nato qualche anno prima, nel 1958, quindi come il coro ANA è stato un punto di riferimento in quegli anni per la coralità maschile, il coro CTG è stato un punto di riferimento per la polifonia, per tanti cori. E quindi mi sono sentito anche la responsabilità, forse una parola grossa, però
lo spirito, ecco, di mettersi al servizio, perché come ben sottolineato dall'assessore Adamiano, il coro è un po' il paradigma della società. C'è un gruppo dove ognuno mette del suo, dà il contributo, ma sparisce l'io e diventa il tutto, no, del noi. Io ho avuto la fortuna appunto da giovane di vivere questa esperienza di musicista che ha lavorato con i cori, quindi ho sempre avuto questo doppio binario che andava in parallelo, l'aspetto musicale ma l'aspetto anche sociale. Prima di leggere il contributo di Alberto Darós, che fra l'altro si innesta molto bene con quanto abbiamo sentito, una sottolineatura anche personale, andando a richiamare quella parola molto significativa che abbiamo sentito ricorrere questa sera, ma che è stata diciamo, messa in luce da subito dall'assessore Adamiano, la riconoscenza. Io col coro, insieme al coro, abbiamo pensato che non potevamo celebrare un compleanno senza ricordarci di chi è stato guida, che è stato fondatore, una persona di riferimento non solo per il coro ma per la comunità, come abbiamo sentito, e quindi era importante, è importante, come mi è capitato in altre occasioni con dei maestri che ho avuto la fortuna di incontrare, è importante ricordarci di chi ci ha tracciato la strada, che ci ha guidato, che ci ha dato dei consigli. E per me oggi è un piacere molto, molto personale avere qui il maestro Piol, che vedo dopo 49 anni, perché è stato il mio primo maestro, uno dei primi maestri di solfeggio a Vittorio Veneto, ma è il maestro che mi ha aperto la mente all'armonia, ha fatto scaturire in me un interesse, e se io poi ho continuato lo studio della composizione, sicuramente questo è stato anche per avere avuto la fortuna, sì, questo lo posso dire, di aver incontrato il maestro Piol. Mai avrei pensato di trovarmi in Belluno. Mia moglie si deve rassegnare che ormai sono prossimo alla cittadinanza bellunese, o comunque avere il passaporto da nordista del Fadalto, e quindi mai avrei immaginato che ci fossero poi questi legami, questi ritorni. Poi però, prima della fine, mi permetterò di suggerire una cosa che non vi dico, perché adesso doverosamente dobbiamo leggere il saluto di Alberto Darós. Mi siedo, perché avete capito che io ho delle corde che vibrano e dopo la voce va a farsi benedire, e con la voce anche qualcos'altro. Alberto Darós, direttore del coro della scuola cantoro di Santa Giustina Bellunese, che per motivi di salute oggi non può essere qui. Considero la presente una testimonianza di stima e affetto verso Don Sergio e un atto di amore per il canto corale. La prima conoscenza diretta con Don Sergio avvenne nel mese di febbraio del 1971, contattato dal nascente coro Monti del Sole. Ricordo che si presentò così, con le mani in mano. Proviamo a imparare una canzone, disse quasi sottovoce. Era il Fiore di Teresina di Pigarelli. Noi lo seguivamo incantati,
mentre insegnava una frase ad una sezione e di seguito anche alle altre. Poi tutte e 4 assieme e sistemava la frase con osservazioni riguardanti la parte espressiva, la dizione, le dinamiche, l'intonazione, deliziandoci con divagazioni e facezie. Perfezionò con lo stesso metodo l'apprendimento delle altre frasi, unendole tutte. Tutto a memoria, tutto con naturalezza, come se non avesse fatto altro nella sua vita. Io lo conoscevo già dalla fine degli anni 60, perché andavo ad ascoltare i concerti del coro CTG. L'effetto fu quello di accendere in me l'amore per la musica di ispirazione religiosa. Anche grazie a queste esperienze giovanili ho poi dedicato 60 anni di vita quasi esclusivamente alla musica sacra, con un ininterrotto servizio parrocchiale come direttore, corista, animatore delle liturgie, allestendo un incredibile numero di brani e opere anche complesse, con tutte le formazioni corali e con rilevanti esiti in competizioni di canto corale sia a livello nazionale che internazionale. Erano gli anni in cui esplodeva la passione per il canto corale, con la nascita di importanti realtà corali della provincia, e trascinati da musicisti e compositori che in seguito occuparono uno spazio significativo anche nel panorama musicale nazionale. Tra questi citiamo Paolo Bon, Lamberto Pietropoli, Giancarlo Bregani e Don Sergio Manfroi. Sì, anche lui, in quanto pochi altri sacerdoti in Italia ebbero la sua competenza e sensibilità musicale. Gli anni 60 furono un periodo aureo soprattutto per il canto popolare e polifonico a voci miste. Purtroppo da decenni di grande sviluppo, dopo decenni di grande sviluppo e rilevanti esiti qualitativi, il canto polifonico sta subendo una vistosa flessione anche nelle chiese. Lo testimonia il recente Festival della Coralità Veneta, le cui fasi finali si sono svolte proprio qui a Belluno lo scorso autunno, dove la polifonia, soprattutto quella sacra, ha occupato uno spazio trascurabile rispetto ad altri repertori. Apro una parentesi, questo ai noi, vero Manolo, si sta anche verificando nei concorsi polifonici. Se da un lato è auspicabile e doveroso dare spazio alle realtà giovanili, con le voci bianche, che sono la fucina, notiamo che sono sempre meno i cori polifonici che si mettono a confronto e che partecipano a queste competizioni. Confidiamo che per contro questi gruppi polifonici continuino nella loro proposta culturale, però richiamando quanto sottolineava la professoressa Rui, la trascuratezza della polifonia sacra, e quindi intendiamo dal 500 ai giorni nostri, ma prima di arrivare ai contemporanei ci sono 4-5 secoli di produzione, sarebbe come entrare in chiesa e oscurare le pale del Tiziano, del Tiepolo, Caravaggio, Tintoretto e quant'altri, e lasciamo visibili solo le opere del Novecento o dei contemporanei. Secondo me sarebbe la stessa cosa, sarebbe come mettere un velo su una statua del Canova perché i riflettori vadano a un bronzo di un contemporaneo che ha tutta il diritto di avere attenzione, e chi vi parla è uno che ha dato spazio ai giovani, però la sottolineatura di Alberto De Ros mi sento di farla mia perché assistiamo a questo. Un altro significativo episodio accadde nel 1987 al primo concorso regionale dei cori scolastici organizzato dall'ASAC. Don Sergio era tra i commissari incaricati ad effettuare le audizioni per la missione dei cori alla fase finale presso il Teatro Pollini di Padova. Durante e alla fine delle audizioni Don Sergio incantò i miei fanciulli cantori con frasi di incoraggiamento e battute estemporanee. Soltanto dopo l'esito finale mi confidò le sue perplessità sulla missione del mio coro alla fase finale.
Però l'aver promosso il coro Voci Bianche di Santa Giustina fu una grande intuizione, in quanto ottenne poi il secondo premio e da grandi questi inesperti esecutori diventarono direttori d'orchestra, cantanti, strumentisti anche famosi. Infine ricordo 2 grandi concerti del coro CTG nel 1986. Il primo, il 15 marzo, proprio a Santa Giustina, e il secondo, il 3 maggio, a Cavarzano, dove il CTG cantò insieme ai prestigiosi cantori di Santo Mio, offrendo uno storico concerto. Spiritualità, meditazione e beatitudine per la bellezza delle esecuzioni offerte. Meraviglioso. Non posso concludere questa relazione senza soffermarmi un attimo sul lato umano di Don Sergio, sia nel suo sempre pacato argomentare, sia quando si poneva di fronte alla massa corale. Tutti venivano sempre rapiti dal suo carisma. Forse colpiva ancora di più quando, col suo bonario sorriso, si lasciava andare raccontando episodi della sua infanzia o si abbandonava al suo inesauribile repertorio di battute, imitazioni e vicende curiose. Alberto Darós. Stiamo andando in conclusione. C'è una parte conclusiva che lascio al Presidente, però su input di una corista, e anche questo è segno che il coro non è il direttore e i cantori o sezioni, è un tutt'uno, mi permetto di proporre a tutti noi, chi ritiene, chi ha voglia, chi lo conosce, di cantare un canto gregoriano, perché abbiamo sentito quanto il canto gregoriano sia stato anche un fil rouge, e non credo di fare un'iperbole se collego 3 personaggi: Don Sergio, Papa Paolo Giovanni II per i concerti in Cadore, Papa Leone XIV, che 8 giorni fa ha cantato il Regina Coeli. Quindi chi vuole canti insieme il Regina Coeli, ricordando Don Sergio. Bella improvvisazione, una bella improvvisazione del maestro che adesso ci mette alla prova tutti quanti. Vediamo. Grazie maestro, grazie al maestro Stefano Darós anche per questo momento davvero toccante finale che ha concluso una giornata davvero meravigliosa. Invito quindi il nostro presidente Alessandro Cesca per salutare i nostri ospiti, per trarre le fila di questa serata che insomma di emozioni ne ha avute tante. Sì, è stata una serata che porterà a tutti qualcosa in più, soprattutto a me che ho imparato tante cose nuove, e per quanto riguarda i glossari mi hanno rimandato a settembre, mi hanno prima scritto i consiglieri che a settembre devo riparare. Ora volevo dare un riconoscimento a chi ha partecipato a questa serata. Sì. Sì. Mariella. Abbiamo preparato questo
portacarta in vetro che rappresenta proprio la serata di oggi e lo consegniamo ai nostri ospiti. Grazie. Allora procediamo quindi alla consegna. Mentre io ringrazio davvero tutti quanti voi per essere stati presenti a questa serata emozionante, grazie ai rappresentanti istituzionali che sono stati con noi, grazie al nostro Vescovo Emerito Monsignor Andric e grazie davvero Manolo Darold, Gianmartino Durighello, Giorgio Fornasier e Lidia Rui, i nostri relatori, veri protagonisti di questa serata. Un grazie speciale anche a Damiano per la parte video, all'amico collega di Telebelluno che ha realizzato appunto tutta la parte di registrazione, a Raffaele, grazie davvero a voi. Vedo il Presidente che ha ancora qualche cosa. Allora, volevo chiamare Rita, Francesca e Severino. Loro non sanno perché, ma io adesso ve lo dico. La serata è sorpresa, quindi è bello così. Questi 3 nostri coristi sono i coristi che dopo la morte di Don Sergio hanno traghettato il CTG, che sennò sarebbe morto. Quindi facciamo un regalo anche a loro di questa... E poi crepi l'avarizia, ancora... Volevo chiamare il corista che noi abbiamo, il cavaliere come l'hai chiamato tu, Rino, che è il nostro corista più vecchio, che voglio dare anche a lui, se non è andato via, è scappato. Ecco qua. Allora Rino... Allora Rino, il cavaliere, adesso lo chiamiamo il cavaliere, è il corista più vecchio che abbiamo nel CTG. Ma non il più anziano. Non è il più anziano, fatalità, racconto questo aneddoto qua, che non è un glossario, è un aneddoto questo. Un anno fa lo chiamai perché dovevo parlargli e gli ho detto, Rino, dov'è che ti trovo adesso? Io adesso sto andando in casa di riposo. Come vai in casa di riposo? Sì, io vado a trovare gli anziani. Lui ha 83 anni, Rino ha 83 anni. Ho messo in cantiere le prime pietre per gli 84. Perché purtroppo, dico purtroppo, il giorno di partita di Don Sergio purtroppo era il mio compleanno e quindi ci sono rimasto disgraziatamente male. Me lo aveva annunciato Lidia per telefono, noi stavamo festeggiando e il più vecchio e il più giovane del CTG. Vi saluto tutti. Il 14 giugno facciamo l'audazione in Duomo a Belluno. Vi aspettiamo, non voi, 10 volte voi. Dovete portarci gente perché è il concerto del secolo di Belluno. Grazie a tutti. Grazie ancora a tutti, grazie davvero, eravamo con la capienza massima, quindi insomma già questo è stato un bel successo. Grazie a tutti voi, un caro saluto.